ribaltare la sconfitta dell'andata per 1-0 e qualificarsi al prossimo turno di Coppa Italia, possibilmente senza passare dai calci di rigore. La Cicatena si presenta al Comunale di Francofonte con questo imperativo, dopo una settimana che ha visto anche il cambio di allenatore in panchina, con Andrea Stella sostituito da una vecchia conoscenza catenota, Vittorio Iemma. Il primo 11 del neotecnico biancorosso è un 4-3-3, con la prima titolarità della coppia centrale difensiva Calì Giacone. A centrocampo confermati Maisano e Basile, con lo spostamento di Napoli dalla linea difensiva a completare il reparto. In attacco le ali, o meglio i trequartisti, sono Salvostrano e Palazzola, a supporto di Fisichella, a caccia del primo gol stagionale. Ospiti che prendono subito il comando delle operazioni, Strano. Serve Maisano, dalla tre quarti, il tentativo da fuori, alto sopra la traversa. Aversa per Maisano, attaccato da due avversari. Lotta il numero 11 e riesce ad uscire vincente dal contrasto. Poi subisce la rimonta, Pandolfo sbaglia l'appoggio e favorisce Strano, che salta a Zumbo, prova il tiro. Non inquadra la porta. Sempre biancorossi in attacco. Basile per Strano. Palazzolo. Si sovrappone Maisano che va l'1 contro 1 con Vintaloro. Prova a saltarlo. Maisano entra in area, tocco con la mano di Vintaloro. Chiede il rigore Maisano. Non c'è nulla per il direttore di gara. Maisano Vintaloro, il tocco di mano. 20° minuto, Zumbo batte rapidamente un piazzato. Riceve nuovamente palla, alza la testa e lancia in profondità verso Nobile che scatta alle spalle di Giacone. Nobile la spaccata, batte Romano e porta in vantaggio lo Scordia, la prima vera occasione. Reazione rabbiosa degli uomini di Chiemma. Maisano riceve da Basile, poi scarica il destro all'improvviso, cannata in due tempi, anticipa Fisichella. Minuto 34, Maisano sradica il pallone dai piedi di Calì e lo serve a Palazzolo. Palazzolo, uno sguardo al movimento di Fisichella, gran palla di Palazzolo per Fisichella, steso in area da Stefano Strano e calcio di rigore per la Cicatena. Dal dischetto va Palazzolo che realizza il pareggio. Pietro Palazzolo, è suo il primo gol stagionale della Cicatena. Aversa con le mani, subito da Basile. Basile ha spazio, può calciare, calcia male, intercetta Fisichella, Fisichella il destro, non trova la porta. Finale del primo tempo, Zumbo per Fazio che attacca da destra. Fazio prova ad accentrarsi, azione personale, Fazio il mancino, grande parata di Romano e poi fuori gioco di Jacopo Romano. Nella ripresa Cicatena pericoloso fin dalle prime battute, Napoli avanza a sinistra, poi prova un lancio con l'esterno, filtra per Fisichella che cerca lo scambio con Strano, Strano arriva per primo, scarico nuovamente su Fisichella, la finta, Fisichella il destro deviato che si infila sotto la traversa, arriva il primo gol di Giacomo Fisichella, il primo gol con la maglia biancorossa, vale il sorpasso della Cicatena. Adesso è caccia aperta al gol che varrebbe la qualificazione, punizione affidata a Strano. Strano va direttamente in porta, brivido per Cannata, palla fuori. Maisano nel cerchio di centrocampo, allarga bene per Aversa che ha tanto spazio per spingere. Aversa, il traversone per Fisichella anticipato, dal limite Strano deviato, sfiora il palo. Si abbattono pioggia e vento sul Comunale di Francofonte, ma sono sempre gli ospiti a spingere. Strano, fronteggiato da due avversari, poi il cross mancino per Giacone al volo, grande parata di Cannata. Primo cambio per Mister Iemma, fuori Palazzolo, dentro Francesco Strano, un cambio che si rivelerà decisivo. Scordia che prova ad alleggerire la pressione catenota, qui Zumbo riceve da Calì, poi cerca la conclusione dalla grande distanza, sopra la traversa. 85esimo, punizione di Zumbo, al centro, allontana Napoli, poi arriva Sottile che cerca il controllo, Sottile mangiato da Basile che gli porta via il pallone, può scatenare il contropiede Basile, si propone a sinistra Strano, Strano in verticale per Fisichella, Fisichella sul secondo palo per Francesco Strano di prima che segna il 3-1, la rimonta è completata che vale la qualificazione, il gol di Strano in contropiede spalanca le porte del turno successivo alla Cicatena. Un'altra sostituzione per i biancorossi, fuori Salvostrano, dentro Solimene. Assalto finale dei padroni di casa per andare almeno ai calci di rigore. Qui sulla sinistra un cross basso, la palla filtra nell'area piccola, interviene Calì, poi Danilo Calì il tiro, una grande respinta di Vincenzo Calì che salva la sua porta. Una qualificazione fortemente voluta, una partita difficile in salita rimontata con grande cuore e orgoglio. La prima stagionale di Vittorio Iemma sulla panchina catenota si conclude con uno splendido successo. Una prestazione fatta di qualità e quantità che vale il passaggio al prossimo turno di Coppa Italia e che dà una grande iniezione di fiducia in vista dell'inizio del campionato promozione. Domenica prossima al Polivalente la Cicatena disputerà la prima giornata e sfiderà il Noto, un match da affrontare con la stessa grinta e lo stesso entusiasmo messi in mostra oggi.